Siccità record in Piemonte, anche il Po fa registrare livelli molto bassi, da domani potrebbe però cambiare tutto con l'arrivo di temporali al nord, ma intanto l'agricoltura conta danni per 1 miliardo di euro. Lorenzo Santorelli. Non sgorga più acqua dalle fontane del Piemonte, a secco per l'emergenza idrica. In molti comuni del nord, come Mondovì, i sindaci hanno chiuso le fontane pubbliche e vietato di utilizzare l'acqua potabile al di fuori degli usi alimentari o igienici. Razionata anche l'irrigazione di giardini e orti nelle aziende agricole della Granda. Questa qua è l'acqua che arriva dall'Una, che l'abbiamo presa noi, che era il nostro orario, e alle 4 è arrivata solo fino a qui. I campi sono arsi dal sole e dal caldo torrido, è caduta la metà della pioggia rispetto all'anno scorso negli ultimi mesi. Anche in Emilia i corsi d'acqua sono in secca, dai piccoli torrenti a fiumi come il Po la portata è diminuita a livelli allarmanti. Il mese di luglio è stato il mese più caldo che noi abbiamo mai registrato. Significa che in questo periodo noi abbiamo bisogno di prelevare moltissima acqua. E nel fiume ci sono questi sabbioni così importanti che fanno vedere che la portata diminuisce sempre di più. L'emergenza siccità riguarda anche altre regioni come la Toscana. Questo è il lago di Montedoglio in provincia di Arezzo. Se non cambierà la situazione, l'acqua per irrigare i campi finirà entro 2 settimane. Oggi si guarda il cielo con speranza, nelle prossime ore arriveranno i temporali.